Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Signore ascolta, Padre perdona, 121. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, con le parole di questo canto vogliamo iniziare l'incontro con il Signore. Fa che vediamo il tuo amore. Mi ha sempre colpito le parole di questo canto, vedere l'amore del Signore, sperimentare, sentire che siamo avvolti da un amore immenso di un Dio che vuole fare una storia di salvezza, di alleanza con noi. E noi tante volte voltiamo le spalle, chiediamo perdono per tutte le nostre paure, per tutte le nostre resistenze, perché facciamo sempre tanta fatica ad abbandonarci al suo amore. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo, tuo Figlio, subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico. Donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio
perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i 12. Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto».
Parola del Signore. E ci troviamo ancora di fronte a questa pagina del Vangelo. Ieri abbiamo sentito dal Vangelo di Giovanni, oggi dal Vangelo secondo Matteo, la stessa storia, dove emerge questa figura di un uomo che non si è lasciato amare, e ha preferito chiudersi in se stesso, ha tradito il Signore. E quindi noi siamo sempre chiamati a confrontarci con questa figura, con questo personaggio così inquietante, perché forse anche noi tante volte ci siamo comportati come lui. E noi possiamo immaginare quanto si possa star male quando l'amico ci tradisce, quando un amico ci tradisce. Gesù è stato un bacio per Giuda. Con un bacio Giuda tradisce il tuo maestro. Gesù è stato un bacio. E Giuda in quel bacio ha consumato il suo tradimento. E non ha voluto che l'amore del Signore lo dominasse, non si è lasciato guidare, illuminare dalla forza dell'amore del Signore. Le sue idee, le sue convinzioni, la sua durezza di cuore erano più forti e opponevano resistenza all'amore del Signore. Dio ci ha creati liberi. Dio è colui che non si impone, si propone sempre. Lui bussa, chiede: mi vuoi accogliere? Gli possiamo dire di no, gli possiamo sbattere la porta in faccia. E allora dicevo che quanto si soffre quando la persona più cara, l'amico, l'amica, in cui noi avevamo riposto tutta la nostra fiducia, ecco, ci tradisce. Pensate quanta sofferenza. Io credo che la sofferenza del Signore Gesù sia stata più forte nell'affrontare queste delusioni, queste amarezze, queste infedeltà, questi tradimenti, che le percosse, i chiodi e le botte che ha ricevuto. Si dice che ad una santa, Santa Teresa d'Avila, il Signore sia apparso e le abbia detto: sappi, Teresa, che per un ti amo detto da te, io sarei disposto a rifare di nuovo il mondo. È impressionante. Cioè Gesù, un mendicante d'amore, che chiede: amami, e io ti rifaccio un mondo per un ti amo detto da te. Ecco, Giuda non gliel'ha detto, non ha detto ti amo, non mi fido, ha detto, non ci credo al tuo amore, tu sei un folle, tu sei pazzo. Su questo aspetto aveva indovinato Giuda. Un pazzo d'amore. E le ultime parole di Gesù ci dovrebbero fare riflettere, carissimi. Rabbi, sono forse io? Ti ho tradito anch'io, Signore? E Gesù potrebbe rispondere: sì, mi hai tradito anche tu, però sappi che io non smetto mai di amarti e di aspettarti, ecco. Ed è con questa certezza di un amore più forte del tradimento che il Signore ci attende in questa settimana santa, giovedì, venerdì e la veglia pasquale, poi la Pasqua,
dove il Signore trionfa sulle nostre fragilità, sulle nostre fughe, sui nostri tradimenti. E il Signore viene ad abbracciarci, viene a salvarci, viene a tenderci la mano e a dire camminiamo insieme, accoglimi nella tua vita come il Signore e vedrai come la tua vita diventerà bella, luminosa. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'aconita vinus è segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Umili pentiti accolici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da questo sacrificio, parola e gloria sua, che rivede nostra vita sulla Santa Chiesa. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la sicura speranza della vita eterna, che ci hai dato con la morte del tuo Figlio. E nella tua bontà concedi che testimoniamo con la vita la passione del tuo Figlio che celebriamo nei santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebriamo e viene celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il calice, questo è il corpo e il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, Pietro, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettila la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo Mandic e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E perché possiamo sempre fare esperienza della misericordia del Signore che ci fa crescere, della bontà del Signore, preghiamo come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo cielo. così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua il regno, tua la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, ma di soltanto io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Il servo non sa ancora amare, ma io ho chiamato miei amici. Rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, Dio Onnipotente, la sicura speranza della vita eterna, che ci hai dato con la morte del tuo Figlio, celebrata in questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore.
O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza del tuo amore, della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Concedi ai tuoi fedeli, o Padre, di gustare senza fine i sacramenti pasquali e di attendere con vivo desiderio i doni promessi, perché fedeli ai misteri della loro rinascita siano così condotti a una vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Che il Signore ci riempie il cuore sempre di gioia e di speranza, confidando nel suo amore. Andiamo in pace. O Maria Santa.